Rispetto al discorso dello smaltimento in discarica, al di là di quelle che sono le normative vigenti che ormai portano inevitabilmente all'abbandono dell'utilizzo della discarica come luogo terminale dove conferire i rifiuti per ovvi problemi ambientali, il dato fondamentale è che la discarica comunque non è un inquinamento istantaneo, è un inquinamento perenne che si mantiene nel tempo per almeno una cinquantina di anni. La normativa europea proprio evita questo ricorso alla discarica, soprattutto per quanto riguarda la frazione umida, che è quella che trasmette più facilmente inquinamento nell'ambiente circostante. Quindi noi di fronte a questo abbiamo scelto l'opzione dell'incenerimento, anche se con tutti i dovute premesse del caso, nel senso che l'incenerimento va bene ma se è contestuale a un circuito complessivo di trattamento dei rifiuti, cioè non deve essere l'unico punto di smaltimento ma deve essere uno dei vari sistemi di conferimento terminale del rifiuto. L'incenerimento di fatto, al di là di recuperare parte comunque sotto forma di energia di materiale contenuto all'interno del rifiuto, è quello che con i giusti presidi ambientali determina minore inquinamento rispetto al vecchio concetto di discarica. Rispetto al discorso dei rifiuti è fondamentale, secondo me, porre l'attenzione sul discorso degli impianti in termini generali. Oggi si parla di discariche, si parla di inceneritori, però di fatto il rifiuto interessa solo il 50% dei rifiuti. L'altro 50% dei rifiuti deve trovare degli impianti di trattamento. Oggi, se da un lato con l'incenerimento abbiamo un surplus di offerta nei confronti della domanda, stiamo entrando in emergenza per quanto riguarda invece il trattamento faccio l'esempio dell'umido. Quindi secondo me l'attenzione oggi, al di là della spinta a realizzare inceneritori, anche come ho detto se l'offerta è superiore alla domanda, sarebbe da puntualizzare su impianti di questo tipo che secondo me ambientalmente ma anche strutturalmente sono molto più importanti.